in collaborazione con Pelletterie Contarin Aloria propone le migliori marche di borse, accessori e valigeria. Benvenuti all'oroscopo di Antenna 3. Ariete, importanti progetti in arrivo per voi in famiglia, qualcosa da festeggiare come un anniversario o una nascita. Toro, di certo questa non è una delle vostre giornate più felici, ma ne uscirete comunque molto bene, basta crederci un po' di più e stare calmi soprattutto. Gemelli, la suocera dovrebbe parlare un pochino meno, anche qualche collega di lavoro è un po' troppo pettegolo, siate sorridenti e fate finta di niente. Cancro, siete in salute e si vede anche in camera da letto, date il meglio di voi, così dicono gli astri, buoni rapporti con chi conta, insomma niente male. Leone, ci sono delle cose che proprio non vi vanno giù, nonostante è evidente che abbiate ragione, cercate di mantenere la calma e il vostro equilibrio interiore. Vergine, l'alimentazione non è al momento qualcosa a cui date troppa importanza, mangiate quello che vi capita e spesso di fretta, ma così non va bene. Bilancia, chi fa troppo lo sbruffone intorno a voi ne pagherà presto le conseguenze, voi non preoccupatevi e non perdetevi in vendette inutili. Scorpione, questioni in sospeso da chiarire in amore o nel lavoro, oggi non è la giornata giusta per farlo comunque. Sagittario, vi siete alzati con il piede giusto e andrete a letto sorridenti e sereni, in realtà è perché avete avuto conferme positive di qualcosa che vi interessava. Capricorno, se una storia d'amore non decolla, inutile perdersi in lacrime, come si dice in questi casi, quando si chiude una porta si apre un portone. Acquario, state perdendo smalto ed entusiasmo, questo si vede purtroppo e anche un pochino troppo. Se il titolare se ne accorge sono guai. Pesci, se gli altri non la pensano come voi, voi non dovete alzare la voce più forte per farvi sentire, mi raccomando, libertà di pensiero innanzitutto. Dall'oroscopo è tutto, arrivederci. in collaborazione con Pelletterie Contarin Aloria propone le migliori marche di borse, accessori e valigeria.